nelle strade più strette ed assurde ci mettono le aree camper. Io non so se è uno scherzo o se esiste sul serio. Se esiste sul serio ti sto portando a vedere un'area camper. Io credo che sia uno scherzo, forse un dispetto per i camperisti, per farli arrivare in questi posti assurdi. Ah no, non era un dispetto, ci sono dei camper, eccolo là. Dovrebbe essere un'area sosta camper gratuita con la corrente, dove io mi fermerò. Non ne ho assolutamente bisogno della corrente, però di puntinare queste cose per tutte le eventualità e necessità direi decisamente sì. Insomma, ecco, tu mi dirai: Singano, ma dov'è che siamo qua? Guarda che bella area camper, nascosta, tranquilla, dai dine Singano, guarda qua accesa, guarda accesa Singano, dove siamo? Che cazzo, non so, adesso controllo su Google Maps. Intanto internet non prende con la cazzo io qua nel telefono, l'HO Mobile. Sì dai, io schissare i bottoni a caso, sta un attimo, sta fermo là, ecco qua, sto anche luci. Santa Maria in Punta, io deduco in provincia di Ferrara, quindi dove abito oggi? In provincia di Ferrara, tipo in mezzo ai campi. Però veramente deve stare tranquillo come area camper, chissà cosa c'è a vedere. Bah. Perché avanzavo un giro in moto che il mio Ducati soldi buttati stava dando qualche problemino e allora abbiamo cambiato l'Epro, ma mi avevo messo quella originale, quindi forse adesso sembrerebbe andare, però vediamo. Però c'è tutto il ponte, quindi non posso andare in giro, ci sarebbe un sacco di traffico, quindi quasi resto qui col camper. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenato con un colpo di becco ben aggiustato, forarlo e lui giù, 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 e noi ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese, un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. L'area camper mi sembra veramente molto ma molto carina, nel senso che è proprio immersa nella natura, in questo piccolo appezzamento di paesino dove c'è questa bella chiesa tra virgolette antica, un prato seppur con l'erba alta per far girare i tuoi amici con le quattro zampe, no mugliere, intendo i cani, perché so che te metti a mugliere a quattro zampe ogni tanto, ma questo è un altro discorso, non c'entra niente. Ed è anche strano che sia completa di tutto, perché guarda, quest'area camper gratuita ha le colonnine della corrente, attenzione solo su questo lato, che magari ti arrivi la sera tardi e non ti accorgi, il carico e scarico quello comodissimo e basta. Mamma mia che cappa di caldo, beh, forse non tutti avranno la cappa di caldo, sto pensando, se in posti tipo la Sardegna hanno la cappa di caldo, ma non nel senso linguistico, ma nel senso proprio reale della situazione meteorologica. La cappa di caldo è una specie di, provo a immaginare una cupola di caldo e d'umidità, ok? Molto tipica qui in Veneto. Anche perché ricordiamoci sempre che moltissime zone un tempo qui erano paludi, ok? Sono state soprattutto anche questo paesino che stiamo visitando ora lo era,
e sono state poi successivamente bonificate, ossia tutte queste acque sono state suddivise in canali, fossi e via discorrendo, ed è stato costruito poi sopra queste paludi. Costruito, cosa si intende? Case, campi, strade, tipo quella dove stiamo camminando noi ora e via discorrendo. Il posto è veramente incantevole, ragazzi. Questa è la stradina per entrare nel parco naturale. Sostanzialmente scendi giù dall'Arzine e segui, diciamo, quella casa diroccata che hai visto nel video. Contemporaneamente però io dico sempre, i video te li faccio un po' per stare in compagnia, così per scherzare, per divertirsi e ogni tanto per mettere anche qualcosa di utile nella vita, no? Però per utile non intendo dire gira a destra e gira a sinistra, però non dimenticarti mai di Google Maps, oltre che alle puntine, per carità, perché un giorno te lo metterò nelle puntine questo percorso qui, quindi ci saranno tutte le posizioni GPS. Guarda una roba, guarda, dimmi se sono modi di lasciare le immondizie qua. No dai, cioè dimmi se sono modi, guarda, sacchi enormi di immondizie, io non ho parole. Però ragazzi, dovrebbero mettersi d'accordo con Google Maps. Ogni volta mi porta all'interno di sentieri, di cose, e poi trovo sempre i cartelli proprietà privata. A parte che ormai, come anticipava il nostro buon Toro, privatizzeranno anche l'aria. Cioè, te magari ti viene da saltare perché ti va a trovare una bissa per terra, e no, non puoi, perché a parte del cielo che tu andresti a toccare magari con la testa, appartiene a qualcuno, porca troia. Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là. Ora figli dell'immensità. Se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie, ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso né sono mie. No, non temere, tu non sarai preda dei venti, ma perché non mi dai la tua mano, perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina il giorno, e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno farlo rotolar giù, giù. È un luogo fantastico per la caccia fotografica, nel mio caso videografica. Una volta si chiamava bird watching, no? Però siccome io sono una persona un po' maniacale con l'ordine, no? Non so se l'hai notato, un po' sia nei miei metodi di lavoro che nel tenere in ordine il camper e le cose. Voglio tenere in ordine anche le lingue, ossia se siamo in Italia si parla in italiano, se siamo in Scozia o in Inghilterra si parla in inglese, anzi in Scozia si parlava tra virgolette lo scozzese, che è inglese al 90%, diciamo che è un po' storpiato con un altro accento, insomma, ecco. A volte mi ricordo sempre facevano fatica a capirsi loro, addirittura anche nello scritto. Mi ricordo la morosità, e ogni tanto non capivo chi cazzo i messaggi che mi mandava, e li facevo leggere all'amorosa di un altro mio amico, e anche ella diceva boh, che cazzo dici questa qua, che cazzo vuoi? Porca troia. Ricordo solo l'ultimo aneddoto, poi la chiudo qui anche perché non c'entra nulla col video di oggi. Mi ricordo una volta che proprio non capendosi dovevamo andare allo zoo di Edimburgo, e questa aveva sto tono così arrabbiato, e allora mi incazzai anch'io, cioè non so perché ci siamo incazzati, ma per il solo fatto che lei era incazzata me ne sono incazzato anch'io. Ho detto manco quello capisco, Dio caro. Ovviamente tutte queste zone palustri, oh senti
che avevo sto termine forbio da tirar fuori che mi dava perfino fastidio, mi faceva spinsa, di Ferrara e dintorni pullulano, era qua un altro termine forbio, di zanzare. Hai visto? Adesso vedo magari di rimetterti il b-roll sopra della cacca che avevo inquadrato prima, eccola qua, questa qua. Guarda qua, secondo me ovviamente non è una cacca di cane, secondo me non è per nulla una cacca di gatto, neanche di volpe, quindi chissà di che cos'è, tipo non so, tasso qua, non so, tipo le lontre, che bestie là, cioè no, lontra, cos'è, no, mefaine, donnole. Stavo guardando cosa si può trovare qui nelle zone da fare, spoiler un cazzo, a meno che tu non sia un gran camminatore, perché insomma con quest'affa, voglio dire, non è facile fare i chilometri, o a meno che tu non abbia una bicicletta. In quei due casi ti posso dire che c'è tantissimo da vedere, ossia c'è tutto questo percorso che costeggia il fiume Po, in più ogni tanto queste stradine che portano magari all'interno di queste piccole lagune o di questi piccoli scorci di natura dove si riunisce la fauna selvatica. Massa termini forbi. Allora dove che si riunisce e anare che svoia. Ad ogni modo, fioi, oggi è il 2 di giugno, è una data che a molti ricorderà la festa della Repubblica. Cos'è sostanzialmente ad oggi, intendo ad oggi, proprio oggi nel 2025 la festa della Repubblica, è la festa di quell'organizzazione che ci distrugge di tasse dirette e indirette. Pertanto, per essere coerente con questa festa della Repubblica, io stamattina andrò a lavorare, che oggi cadono le manutenzioni dei siti, e dopo quasi quasi ti monto anche 2 video, che da tanto che non lo faccio. Fermo prima che non mi dimentico, c'è la parte del me lo consigli ora. Allora, sempre ricordando che il consiglio è assolutamente, ma veramente assolutamente soggettivo, pertanto stiamo solo parlando, chiacchierando dei miei gusti, delle mie impressioni. Io ti direi sì, però attenzione, questa area sosta, questa sosta è perfetta nel caso in cui tu abbia bisogno di relax assoluto, perché veramente non c'è nessuno e non c'è niente, è fantastico, bellissimo. Voglio dire, questa strada che tu hai visto e stai continuando a vedere è una strada vera e propria, nel senso che dovrebbero passarci le macchine, però siccome non passa praticamente mai nessuno, trovi la gente che passeggia o i ciclisti in bicicletta. È una sorta di, passami il termine, tra virgolette, ciclabile, marciapiede molto molto comoda, però è una strada. A testimonianza di quello che io ho detto, lo puoi verificare anche su Google Maps con la vista satellite, che se 4 case del numero, cioè c'è un baretto, adesso non so neanche dove, e una chiesa. Fantastico. Io credo che pinciano tantissimo, perché come fa a esserci un asilo con 4 case? 4 no, ma sarà 14 case del numero, non sto scherzando, guarda su Google Maps e ripeto. Noi siamo qui, in questa palla di acqua e di terra spersa nell'universo. I learned from the past, not everything lasts. I understand that now. Everything changed when you walked away, but I'll survive somehow. Though I have regrets, I learned to forget and just keep moving on. 'Cause when love is gone, you have to be strong. Once touched by pain, you're not the same. But time can heal your heart again. So let the clouds that bring you down just fade away.